La macchia grigiastra sull'asfalto è ancora visibile. Via Tiziano Aspetti, prima Arcella. Qui sarebbe stato aggredito Ivano Galante, 53 anni. Aveva appena chiuso la sua gioielleria, erano le 19:30. Quando ha incrociato un uomo si tratterebbe di uno straniero. Al termine di un litigio quest'ultimo gli avrebbe spruzzato un liquido irritante al viso e sarebbe fuggito, forse con il borsello del gioielliere. Dolorante al viso, il gioielliere ha attraversato la strada e si è rivolto ai gestori cinesi del vicino bar. Io ero dentro all'ipodare, no? che aveva raccolto mia moglie, che abbiamo visto che è un po' ferita si cammina un po' a fatica lui, che è venuto da fuori. Non sappiamo se ha attraversato la strada o come ha fatto. Poi l'ha accompagnato nel nostro bagno a pulire subito la faccia perché dice che gli hanno spruzzato qualcosa nell'occhio. In via Aspetti arrivano il 118 e la polizia. L'uomo viene curato in pronto soccorso, da dove verrà dimesso in mattinata. Non è grave ma molto provato. Un uomo tranquillo, racconta il barista. Veniva ogni tanto la mattina a prendere caffè da noi, sempre, lo conosco. Anche pomeriggio, a volte spritz, no? Veniva sempre, è vicino. Tra i primi a portargli la vicinanza è il sindaco di Cadoneghe, dove l'uomo vive. Il signore è al buio, completo, a riposo e vuole anche stare un po' lontano anche dalle, così per il primo momento almeno, dei riflettori. Le indagini sono in corso da parte della polizia che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Già in passato il gioielliere avrebbe subito una rapina, intanto dal primo cittadino di Cadoneghe una ferma richiesta. Bisogna prenderlo, questo delinquente o questi delinquenti, chiunque siano, che hanno fatto queste cose, devono essere prese e auspico anche, indipendentemente dalle colpe e tutto, che questi abbiano una pena esemplare.